Purtroppo l'assessore alla cultura della regione, che era stato annunciato, non potrà essere presente. Come sapete c'è la campagna elettorale, quindi insomma gli impegni sono tanti. Faccio diciamo gli onori di casa come Film Commission e regione al contempo. Ho invitato Riccardo Donadon perché come diciamo inventore di novità, incubatore di imprese e anche come lavoro sulla formazione, ritenevo che H-Farm potesse essere un interlocutore. Per me la linea, diciamo il fil rouge di questi interventi, diciamo così, è che cosa diciamo, vi serve, che cosa vi aspettate che una Film Commission faccia? Noi esistiamo da poco, di fatto siamo operativi da qualche mese. Qual è il dialogo con il settore audiovisivo che voi intendete aprire, che già avete in essere? Insomma, è per questo che mi piacerebbe avere il tuo punto di vista. Ok, infatti mi chiedevo io cosa potevo portare di contributo. Buonasera a tutti. Allora, H-Farm per chi non la conosce, proprio due parole per dare dopo una risposta che abbia un senso, nasce nel 2005 con l'intento di creare una piattaforma che possa aiutare i giovani, quindi ha fatto 10 anni l'investitore, ha investito su tante iniziative, tra le altre cose ha investito proprio in Big Rock, che dopo Marco racconterà sicuramente meglio, che è decisamente immersa su questi temi, soprattutto dal punto di vista formativo. Poi negli ultimi 5 anni abbiamo aperto una divisione che cura la trasformazione per le aziende e soprattutto un tema di education, con l'intento, adesso lunedì, infatti ho fatto veramente una corsa per arrivare qua adesso, lunedì noi inauguriamo questo campus che dovrebbe attrarre tanti giovani a formarsi qua. Quindi come tutti quelli che formano, la risposta che ti darei è se ci saranno le infrastrutture e noi stessi ci mettiamo a lavorare per creare magari delle infrastrutture assieme a chi è sul mercato, noi possiamo far uscire veramente tanti ragazzi preparati su queste cose. E credo che in questo momento questo settore qui offra delle opportunità straordinarie. Questo specifico della virtual production o delle nuove tecnologie? Questo della virtual production sicuramente tantissime, comunque tutto quello che è legato al virtual o comunque al digital oggi sta aprendo degli scenari enormi di opportunità, dove probabilmente indirizzare i giovani, indurli a guardare con attenzione queste cose e provare a investire su queste cose nella loro formazione è assolutamente la mossa giusta, perché Covid o non Covid queste produzioni saranno sempre più dedicate alla parte lunga della coda, quindi lavoreranno su una distribuzione sempre più facile e su una massa di persone interessate a contenuti verticali sempre più forti, che li vorranno prodotti con gli standard che ci siamo abituati a vedere. E quindi la formazione e la capacità di produrre queste cose qui sarà indispensabile. Il digital poi sta aprendo dei temi importantissimi. Vi faccio solo un esempio di un qualcosa che è lontano tra virgolette, che arriverà sugli occhiali. Cioè, noi qui abbiamo la più grande azienda al mondo che produce occhiali. Non più tardi di qualche mese fa, sarà stato forse ormai un anno, è stato Zuckerberg su ad Agordo per chiudere un accordo con Luxottica. Il 16 settembre Zuckerberg presenta la sua piattaforma di realtà virtuale che aprirà tutto un nuovo mondo nell'interconnessione e nel dialogo. Quella cosa lì è vociferata ormai da tanto che arriverà sugli occhiali ed Apple si sta muovendo in modo molto rapido, secondo me nel giro di 2 anni esce con queste cose. Si aprono degli scenari enormi di produzione, dove oltre alle produzioni classiche si dovrà ragionare su come costruire contenuti per aumentare la realtà e dare più valore alla realtà. Io credo che il nostro paese, al di là della grande capacità artistica, della grande capacità di storytelling e tutte queste cose qui, abbia un valore culturale unico nel mondo, che aspetta solo di essere ulteriormente aumentato, raffinato e raccontato. Quindi credo che tutte queste professionalità che si possono aprire su questo mondo qui abbiano veramente delle prospettive fantastiche. Quindi se la regione, e il Veneto è la regione più importante dal punto di vista turistico,
oggi pone attenzione su queste cose qui, è soltanto che è un fattore estremamente interessante. Per la parte nostra faremo di tutto, poi Marco racconterà meglio quello che sta facendo. Noi adesso inauguriamo questo campus che fa 50 ettari, è un campus proprio all'americana con tutti i servizi possibili e immaginabili. Faremo di tutto per portare qua talenti. Cioè, uno dei temi più rilevanti che ci sono adesso è che l'economia della conoscenza farà vivere i territori sull'aggregazione dei talenti. Cioè, la vera ricchezza sarà il fatto che i giovani non vadano a Londra, non vadano a Berlino, non vadano in tutte le grandi città del mondo che sapranno attrarli, ma che vengano qui.